Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Jacob, ha inaugurato nella sede del Comitato Economico e Sociale di Bruxelles la mostra fotografica In viaggio in Belgio, che presenta cent'anni di immagini e di testimonianze del mondo dell'emigrazione del Friuli Venezia Giulia, dell'Istria, Fiume e Dalmazia. Si tratta di una mostra itinerante, indirizzata al mondo della scuola e dei giovani, con fotografie e testimonianze raccolte presso le famiglie dei corregionali all'estero e di coloro che sono rientrati in Friuli Venezia Giulia. È arricchita da una sezione che approfondisce le vicende dell'emigrazione in Belgio, per far comprendere ai giovani un aspetto che ha segnato profondamente la storia di queste terre. L'iniziativa è stata promossa dalla Regione assieme all'Archivio Multimediale della Memoria dell'Emigrazione Regionale Ammer e all'Università di Udine. Vi hanno collaborato gli enti degli emigrati, Eraple, Alef, EFASCE, Associazione Giuliani nel Mondo, Unione Emigranti Sloveni, Enti Friulani nel Mondo e diversi comuni gemellati. In viaggio, una mostra che raccoglie il materiale fotografico, che ne fa un luogo per la memoria sicuramente dell'emigrazione friulana e giuliana, cioè di quel viaggio che molti nostri corregionali nel corso di un secolo hanno dovuto intraprendere per cercare il proprio futuro, una speranza di vita, una speranza per un domani che hanno spesso, quasi sempre costruito lontano dal proprio territorio di origine. Un insegnamento e un monito per noi oggi che viviamo una situazione certamente diversa, ma che forse anche per la crisi di questi tempi può ripetersi e ripete necessariamente la richiesta della solidarietà e della capacità di mantenere vivi quei valori e quegli ideali che i nostri migranti hanno portato nel mondo, costruendo il proprio futuro, ma soprattutto costruendo l'immagine di una regione, il Friuli Venezia Giulia, fatta da gente operosa, seria, che ha saputo essere protagonista nei mondi in cui è andata, tenendo alto il valore e il tema della loro origine e rappresentando per noi oggi un ponte importante per costruire il nostro futuro, il futuro dei nostri giovani che forse magari una valigia diversa, tecnologica e non di cartone, oggi devono riprendere comunque l'idea di affrontare anche loro il viaggio per il loro futuro.